La priorità numero uno può essere riassunta in questo volantino. Siamo stufi di essere spremuti da Roma. Vogliamo che i soldi nostri rimangano in Veneto. L'unico vero sindacato del Nord. Tra la gente questa mattina a Preganzioli il movimento Grande Nord in corsa alle elezioni politiche del 4 marzo, una confederazione che raggruppa prima il Veneto, Veneto Stato, Rinascere e il popolo in movimento. Tra i punti del programma la riduzione del numero dei parlamentari, un intervento shock sul fisco, la soppressione di Equitalia, lo stop all'immigrazione irregolare. Grande Nord è un partito che si pone l'obiettivo di essere il sindacato del Nord, è l'unico partito in questo momento che ha la parola Nord nella sua ragione sociale, visto che altri se ne sono privati per questioni di opportunità. In campo per Camera e Senato, oltre a Del Zotto, Gabriele Santangelo, Giorgio Tana, Stefano Gallina, Paola Giurin e Luciano Fior. Candidati che hanno accolto l'iniziativa della nostra emittente di far prendere agli aspiranti deputati e senatori un esplicito impegno a favore dell'autonomia. L'autonomia noi le vediamo come il primo passo verso l'indipendenza, quindi in questo momento ci accontentiamo dell'autonomia alla catalana per poi fare un passaggio successivo più forte. Se il Veneto fosse autosufficiente, se il Veneto fosse autonomo, se il Veneto fosse indipendente, sarebbero tutte decisioni prese in loco e non catapultate da Roma. Quindi saremmo in grado di gestire correttamente tutti i fenomeni europei e mondiali. Oggi siamo qua per veicolare il nostro messaggio, il nostro simbolo, visto che purtroppo molti comuni non si sono attivati ancora con i tabelloni. E siamo qui per veicolare il nostro messaggio e ringraziamo voi che ce lo consentite.